Oui, une petite impression qui m'est venue à l'esprit en écoutant tout le monde. Je me demande, pour que la population soit participative, est-ce qu'il ne faut pas que l'écomusée soit en projet? Est-ce qu'il n'est pas important qu'avant tout, on diagnostique ou on identifie qu'est-ce qui est important pour la population et la population se mobilise de deux manières. Soit il y a une contestation en cours, il y a un problème majeur quelque part, un problème par rapport à un lieu ou un problème de société, et qui est souvent lié aussi, la deuxième partie, pour que la population se mobilise, c'est le plaisir qu'elle prend à venir dans une institution ou à fréquenter un lieu. Donc il y a deux moteurs pour qu'un habitant, un citoyen se mobilise. C'est le côté, on va dire, revendicatif par rapport au patrimoine ou la notion de plaisir. Je continuerai après peut-être, si vous voulez déjà... Una riflessione su tutto quello che è stato detto finora. Per la partecipazione della popolazione ci possono essere due motori. Uno può essere che ci sia la voglia di riscatto o di rivendicazione, quindi perché ci sono dei problemi, quindi questo può essere un aspetto, oppure invece il compiacimento, il piacere che la popolazione può sentire nel vedere questo territorio valorizzato et studiato. Alors je me pose la question, est-ce que nos écomusées sont bien à l'écoute de ça? Et je me mets bien entendu dedans, parce que souvent nous sommes pris par soit des programmes institutionnels qui nous viennent de l'État, qui soient politiques, qui soient scientifiques, et finalement l'écomusée devient la propriété de ses propres administrateurs, salariés ou institutionnels, et qui vont penser ce qui est bien pour le bon peuple. E infatti aveva iniziato anche dicendo che forse bisogna partire in maniera diversa, cioè partendo da quello che viene manifestato come volontà dalla popolazione, perché altrimenti questo progetto di ecomuseo diventa magari condizionato dalle istituzioni, da finanziamenti, da idee a priori, invece di essere l'ecomuseo che dovrebbe essere in ascolto della popolazione e quindi riflettere quello che è veramente voluto dalla popolazione. Alors finalement, cette notion de participation nous piège, nous, écomusées, parce qu'en même temps, nous avons une fonction, entre guillemets, scientifique, institutionnelle, où l'on doit avoir un recul vis-à-vis d'un territoire, et en même temps, on fait partie du territoire, on fait partie de la vie du territoire, on doit être aux côtés des citoyens. Donc c'est très ambivalent pour des structures comme les autres. Est-ce qu'on peut jouer vraiment sur ces deux tableaux-là? Est-ce que ça ne pose pas la question de nos propres statuts et buts? Est-ce qu'il n'y a pas des écomusées qui ont cette vocation peut-être plus, on va dire, scientifique ou en tous les cas de recul, et d'autres qui sont de plein pied, qui sont des agitateurs, on va dire, moi j'aime bien ce mot, agitateurs, aux côtés de la population, parce que pour que le patrimoine vive, il faut qu'il bouge, et il faut qu'on soit à côté des gens qui ont envie de le faire bouger. A questo punto l'ecomuseo può diventare anche una specie di trappola, perché da un lato l'ecomuseo riflette un'azione istituzionale, ma nello stesso tempo l'ecomuseo fa parte del territorio, appartiene al territorio e alla popolazione locale, e quindi bisogna giostrare su questi due aspetti, perché può nascere anche una certa ambiguità. J'ai peut-être... ambivalence. Oui, ambivalenza. Sì. Non, j'ai peur d'avoir sauté quelque chose dans tout ce que vous avez... dans tout ce que vous avez dit. J'espère qu'il n'y m'a rien échappé. Il y a une forme d'opposition. Enfin, Sì, quindi c'è questa opposizione appunto nel ruolo dell'ecomuseo che ho riferito.
Alors, je comprends, en écoutant ce matin, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'écomusées à caractère institutionnel. Et de ce fait, qui sont piégés soit par leur administration, soit par des financements, par les politiques, et toute la difficulté qu'ils peuvent avoir à rentrer dans une dynamique participative. Oui, c'était ça che mi aveva fatto. Adesso mi ricordo la parte ultima che dovevo tradurre, che mi era sfuggita, perché appunto diceva che se il museo non appartiene alla popolazione diventa una cosa statica ma non continua a muoversi, perché l'ecomuseo per definizione deve essere un qualche cosa di vivo che poi continua anche a cambiare, ad andare avanti. Et parce que la notion de participation est éminemment politique. E infatti la sua conclusione era che gli sembrava di aver capito che molti degli ecomusei sono istituzionali e quindi c'è questo aspetto di essere intrappolati in una politica o da problemi amministrativi che fanno sì che l'ecomuseo è fortemente condizionato da questo aspetto. Ecco, spero. Sì, la mattinata è andata avanti, si vede che il cervello adesso funziona a fasi alterne, ma penso di aver dato tutto. Vous avez terminé? Pas du tout? Grazie. Allora, c'è qualcun altro, perché poi io lo so che è alla fine che succede tutto. C'è qualcun altro che desidera intervenire? No. Allora, diciamo le sollecitazioni venute da tutti voi. Allora, loro non hanno risposto, quindi rispondo io. Per esempio a Francesco Baratti rispondo io. No, loro non hanno risposto perché hanno detto delle altre cose molto interessanti, tranne qualche caso, ma insomma. Certo che quello che tu stavi illustrando, cioè che in realtà andando a parlare di come si coltivava l'olivo, di che cosa si faceva con l'oliva, di come si abitava di qua, di là, di su, di giù, si arriva a fare un ragionamento sulle modalità di vita del passato. Così intanto che dico una cosa a te, ne dico un'altra a lui. Non è che l'ecomuseo ci abbia voglia di fare il museo o guardi al passato. Cioè, questa è una cosa che non si può. Gli altri ci attribuiscono questa roba, ma proprio non è che perché io faccio storia delle tradizioni popolari, e infatti si chiama storia, maledizione, ma è perché in Italia, no? Perché in Italia vai alla scuola media e ti insegnano tutto dalla storia romana fino al Risorgimento, poi vai alla scuola media e ti rinsegnano tutto dalla storia romana fino al Risorgimento? Perché? È perché c'è una prevalenza di questo tipo di formazione e c'è una deformazione di chi legge la realtà a guardare la storia. Se tu vai in qualsiasi luogo sperduto d'Italia, come turista, non come facente una professione, no? Come a me è successo pochi giorni fa, mi hanno detto, sa che qui c'era venuto Federico Barbarossa? A me non me ne può fregare di meno che ci sia venuto Federico Barbarossa, ma mi ha strabiliato, anche perché non lasciò traccia alcuna del suo passaggio, almeno giunta fino a noi. Però questa persona mi ha detto, ma lo sa che questo posto è importante perché c'è passato? Non mi ha detto una cosa, dice l'altro giorno, è passato di qui, che ne so io chi, oppure... No, mi ha detto questa cosa. Allora, non l'ecomuseo guarda al passato e fa cose da museo, è che quando tu cominci un lavoro ecomuseale, a meno che tu non cominci
Guarda, pure lui che aveva la pianificazione territoriale ha cominciato, diciamo, in un certo senso, dalla storia. Da lì cominci, cioè da dove cominci? Da dove le persone ti dicono di voler cominciare. Non è una scelta, come dire, dell'ecomuseo in quanto pensata strategicamente, è che nel contesto, cioè se ci adesso se io andassi a Fabriano, no? Spero che parlo delle Marche perché in questo momento sto là, spero che mi dicano il problema della Indesit, no? Che mi dicano che le cartiere Fabriano erano quelle che hanno dato la spero, però non è detto, non è detto. Allora, voglio dire che è molto, adesso io dico le cose un po' così, perché le esaspero sempre, no? Perché colpiscano l'immaginario, però il problema è un po' questo. Allora, l'ecomuseo non ha nostalgia alcuna del passato e non fa cose da museo. Fa le cose che Roberta Tucci e Giuliana Ferrara sperano che siano fatte, cioè ha per certe cose che riguardano un certo territorio uno sguardo ravvicinato. Ma fatalmente spesso questo viene politicamente usato in modo che magari non ci piace neanche. Viene anche politicamente usato. Non avevamo alcun dubbio di fare un'azione precisa politica parlando di partecipazione, cioè non credo che nessuno che ha operato con gli ecomusei avesse questo dubbio, quindi sicuramente c'è un obiettivo di questo genere e mi sembra che mai come in questo momento, ripeto, sarebbe importante colpire nel segno e fare veramente e ottenere partecipazione. Da questo a dire che noi saremo cambiatori, cioè che saremmo i fautori di un cambiamento, insomma, ci vuole tempo, ci vogliono veramente anni e io mi accontenterei di vedere nascere nuove sensibilità. Sarei già felice. Sai, se poi vanno al centro commerciale il sabato, c'è nulla da fare, perché forse a Sezze non si trova neanche quello che trovano al centro commerciale. Quindi non puoi pensare, cioè non si può pensare di trasformare, di essere proprio fautori di un mutamento repentino. Piano piano le cose possono succedere, si può ritornare anche indietro, poi ci sono avanzati, sappiamo tutti che, però certo uno auspica che succeda qualcosa. Allora, che cosa? Dunque, Lia Zola che diceva, no, sulla pianificazione del territorio, ognuno comincia da dove, cioè ognuno va dove lo porta il cuore, perché se uno ha a cuore la pianificazione del territorio è come dire io ho a cuore la programmazione, oppure un altro ha, certo, ognuno ha lui aveva a cuore un altro tema, però sta facendo, tu ci freghi il lavoro, scusa, no, se proprio, perché lui si mette a fare quello che eventualmente potrebbe fare, no? Ecco. Ma magari ne venissero 3.000 di reti ecomuseali, di musei che fanno questa cosa. Quindi sarebbe è molto interessante, come dicevo prima, se i funzionari del catalogo ti parlano in questo modo, e io ne gioisco, figurati come posso gioire che una rete museale faccia quello che è.
Liazzola proponeva di mettere anche la mappa di comunità tra i termini discutibili. Sono pienamente d'accordo, anche perché in apertura dicevamo ognuno la fa in un modo diverso, quindi non sappiamo bene che cos'è, ma è uno strumento che ci è stato utile. Dopo apre, appunto, come si diceva, 3.000 problemi, 5.000 conflitti. Allora, Nerina Baldi che faceva un discorso interessante e se ho annotato al volo, giusto, ma me lo ricordo: interazione, affettività, progetto e poi trasformazione. Cioè tu ci metti progetto, perché dopo viene il progetto ecomuseale. No, ho capito giusto? Allora, e invece dice bene meritevole. Adesso io non so se questo chiarisca o ulteriormente ingarbugli la terminologia del Ministero, perché, cioè del Ministero dei Beni Culturali o comunque del centrale del catalogo. Io penso che sarebbe ragionevole pensare a un bene meritevole, no? Cioè che è importante che qualcuno faccia vedere che è fortemente interessato. Una comunità, un pezzo di comunità, 20 persone, 15, non lo so, insomma un numero però che quel bene ce l'ha a cuore. Non è che questo ci risolva i problemi, perché caso, territorio, 5 persone, abbiamo combattuto per far restaurare questo monte frumentario che è bellissimo, lo vede, venga a vedere le iscrizioni, questo. Noi che avevamo è chiuso. Ho detto apritelo, fate un'associazione di volontariato, visto che siete così affezionati, no, a questo monte frumentario, e ve lo aprite in orari, eccetera. Ah, questo lo dice lei perché non ci sta qui. Lo dico io perché se invece che da fuori me lo fate vedere anche dentro, sono breve. Sorgono nuovi conflitti all'interno della comunità perché uno è affezionato a un bene e non è affezionato a un altro bene. Vuole tenerne aperto uno e non vuole tenerne aperto un altro. Arriviamo a questi paradossi. Voi direte, non è vero, non ci si può credere, uno per il bene di un paese tiene aperto tutto. Sì, lo fa un giovane che è affezionato, è del luogo, ma che non sta più lì. Perché chi vive nello stesso luogo sedimenta, e questo lo si sa proprio antropologicamente parlando, dei rancori incredibili che rendono forse la cosa ancora più complicata che invece che semplificarla. Però sono d'accordo sul fatto che ci sia da dimostrare affetto per un bene, per intervenire, fare qualcosa e farci su un progetto. Questo sì, se ho capito giusto. Adesso a Silvia Mascheroni, che riscopro con straordinario interesse qua, che conoscevo in anni giovanili, che fa questo bellissimo, interessantissimo discorso di mediazione dei beni culturali, che infatti mi sembra molto importante soprattutto se noi trovassimo degli strumenti per farlo anche dentro il processo precedente, cioè quello che serve a stabilire quali beni meritevoli di attenzione in una mappa, perché guardate che ormai le nostre comunità sono fortemente raccolgono, diciamo,
esperienze che io non voglio dire identitarie, ma culturali semplicemente, fortemente differenziate, e quindi è molto importante che già nello stabilire che cosa va messo per esempio in una mappa, tanto per capirci, ma andrà diciamo nella lettura dell'inventario, no? Va fatto operando già una mediazione con chi non comprende o immagina o comprende diversamente il senso dei luoghi e delle cose. Bene, poi adesso finisco questo qui un attimo, poi devo dare la parola a tutti, quindi ve la do. Sì, non dico altro perché c'erano altri interventi, però adesso se io guardo l'orologio che mi sono tolta, devo dare per forza la parola in ordine a tutti i relatori che hanno parlato stamattina, in modo che eventualmente diano altre risposte aggiuntive rispetto a quelle che io ho detto, e Andrea aveva risposto già lui, quindi sì. Chi vuole per primo cominciare? Roberta, Giuliana, chi vuole? Chi è che... da dire, quindi... Tutti avete da dire, quindi prego. In disordine, perché è meglio. Sì, no, io veramente adesso mi ero segnata un sacco di punti che erano emersi dalla discussione, ma vedo che il tempo è poco. Un po' c'è. Allora, la questione della burocrazia dell'amministrazione in relazione alla catalogazione. Questo è un punto. Allora, anzitutto vorrei ricordare che il catalogo è uno strumento di conoscenza ed è uno strumento di conoscenza convenzionale. Noi non siamo obbligati a usarlo perché gli strumenti di conoscenza ce li scegliamo in relazione a quello che ci serve. E quindi la catalogazione viene vista un po' malamente come quasi un obbligo, dice perché noi dobbiamo catalogare, ma chi l'ha detto? Non l'ha detto nessuno. Però il problema invece, come sottolineava la collega, è che ci sono poi i finanziamenti per la catalogazione. Allora qui dobbiamo riacquisire un'onestà intellettuale e far funzionare meglio le istituzioni, ma anche le comunità, scusatemi, perché questo è un problema diffuso. Allora, nel Ministero ci sono quei pochi soldi che ci sono, però una parte dei capitoli delle sovrintendenze riguardano la catalogazione. Le regioni, quasi tutte, non tutte ma quasi tutte, hanno dei capitoli specifici per la catalogazione oppure sta dentro le leggi dei musei. In pratica arrivano dei soldi e questi soldi non si possono usare per fare una cosa qualsiasi, ma per fare la catalogazione. Quindi molto spesso convengo perfettamente, perché ho lavorato in una regione, queste operazioni hanno un mero carattere burocratico, amministrativo, del fare tanto perché si fa, perché comunque ci sono dei soldi e i soldi non si perdono mai. E il risultato è praticamente inutile. Io vengo da una regione che è quella del Lazio, che ha avuto un'esperienza abbastanza consolidata di catalogazione, e questi risultati dovevano servire nell'idea di chi ha avviato tutto il processo per il governo del territorio, quindi la conoscenza del territorio per governare il territorio, e invece non sono stati affatto utilizzati per questo. Sono rimasti lì nel sistema informativo dove sono stati spesi ulteriori soldi. I sindaci non ci vanno a pescare, gli amministratori locali non sanno neanche che ci sono queste cose, sono due mondi completamente separati. Però questo stesso processo ha riguardato e riguarda i musei e gli ecomusei. Cioè nel Lazio, non voglio parlare di altri luoghi, però questo lo conosco bene, ma non credo che sia un'eccezione. Quando la regione dà vita al sistema museale demo-etno-antropologico, i comuni si inventano un museo demo-etno-antropologico e chiedono, perché sanno che lì possono avere dei soldi, e quindi chiedono dei soldi e pensano a un loro astronomo locale e fanno la richiesta nell'ambito del sistema museale demo-etno-antropologico. Questo sarebbe un museo sull'astrologo locale. Questo è l'infantilismo delle nostre istituzioni, ma anche i limiti di tutti noi cittadini, perché poi ci siamo anche noi in tutto questo, non è che non ci siamo. Da questo punto di vista, io quello che ho notato anche qui, mi sembra di aver capito che spesso, anche in queste realtà di cui stiamo parlando, prima uno ha già cominciato a fare delle cose e poi dice, beh, facciamo gli inventari.
Però questo è già un percorso sghembo, perché gli inventari dovrebbero essere la cosa iniziale. Quindi, siccome io non so nulla, faccio gli inventari. Come li faccio? Boh, non lo so. Allora prima cerco di capire, poi faccio gli inventari, ma alla fine molto spesso anche queste sono operazioni burocratiche e amministrative. E ne parlava anche il collega dell'Alta Savoia. Quando ci sono di mezzo i comuni, le pubbliche amministrazioni e il denaro pubblico, si cerca di averlo sto denaro pubblico, anche giustamente peraltro, non c'è niente di male, però spesso è il progetto quello che manca. Qualsiasi cosa si faccia, bisogna che ci sia un progetto. Quindi la catalogazione A si può non fare, B se si fa deve avere un senso e una funzione e quindi deve avere un progetto, altrimenti che funzione può avere? Ok, quindi questo discorso lo dobbiamo tenere a mente, perché credo che non risolviamo tutto poi con le comunità, anche perché le comunità sono anche i cittadini che votano, no? Quindi si è parlato di politica, però voglio dire c'è questo aspetto. Allora, secondo me facciamo dei progetti di catalogazione o di inventari come quando ci serve e costruiamo lo strumento su quello che ci serve. È molto più utile che, visto che di strumenti ne abbiamo già tanti e altri li possiamo costruire, utilizziamo lo strumento che ci serve, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare e quale strumento ci serve. Allo Stato serve per la tutela la catalogazione e questo è un obbligo dello Stato, lo Stato lo deve fare. Le regioni dovrebbero fare la valorizzazione, ma io non conosco casi di regioni che effettivamente facciano la valorizzazione. Stanno ancora arrampicandosi sugli specchi e non sanno che cosa fare. È un tema che è rimasto completamente aperto e questo lo dico sempre per le mie esperienze, non tocco questi territori ma altri ne conosco. Quindi si tratta di capire se per la valorizzazione la catalogazione è utile, che tipo di catalogazione, ma ci vuole anche qualche testa pensante in alto, non solo teste di potere ma anche teste pensanti. E poi vorrei arrivare invece alle comunità. Io vorrei fare la parte del diavolo, se me lo consentite, perché io sono una persona che ama le piccole comunità, vivo a Roma e non ci vorrei vivere e ho fatto ricerca per tantissimi anni sul terreno e sono legatissima anche sentimentalmente alle comunità piccole, quindi consentitemi però anche di fare un discorso che non sia allineato, perché io sento che sono tempi questi in cui ci sono problemi ideologici che portano spesso a populismi, che portano spesso a retoriche e io penso che con le retoriche non ci facciamo niente. Le comunità in Italia sono state anche comunità distruttrici, hanno distrutto il territorio, perché chi l'ha distrutto il territorio? Noi, le comunità, noi siamo le comunità. Dobbiamo cominciare a non parlare delle comunità come se fossero chissà quale entità. Mezza Italia ha le coste distrutte, le montagne un po' meno perché è più difficile, le pianure distrutte in una maniera e le montagne pure. Cioè siamo un paese devastato e questa devastazione riguarda tutto e i conflitti ci sono e come? Perché il sindaco del Cilento, non mi ricordo mai come si chiama quel paese, è stato ucciso, no? È stato addirittura ucciso, i conflitti ci sono e come? Allora, perché ci sono visioni politiche diverse, però le comunità stanno di qua e di là, come dire, non è che sono dei nuclei umani univoci, sono già la differenziazione politica fa la differenza. E chi ha lavorato sulle stragi nazifasciste, ci hanno lavorato i colleghi in Toscana, eccetera, ha colto delle testimonianze antitetiche, ma violentemente antitetiche, perché c'è un punto di vista e ce n'è un altro. Quindi dobbiamo, secondo me, non pensare che la comunità sia la panacea di tutto, non ideologizzare la comunità, perché io credo che questo sia sbagliato. Io credo che il lavoro degli ecomusei ha importanza, la politica, come dire, il progetto politico degli ecomusei è fondamentale perché serve effettivamente a migliorare le comunità e a migliorare i territori, a dare delle prospettive. Però non è che perché uno sta in una comunità, perché uno sta in un paese di 1000 abitanti è meglio di uno che sta a Roma. Cominciamo a uscire fuori da questi stereotipi, perché secondo me non ci portano lontano, un certo tipo di ideologia. In Italia non ha fatto, cioè come dire, non ha costruito nulla, quindi adesso cerchiamo di ragionare con quello che abbiamo oggi. C'è una terribile retorica che riguarda il dal basso, che riguarda le reti, che riguarda internet, che riguarda il fatto che tutti sono proprietari di tutto, che non c'è tutto è tutto e c'è un caos totale. Io credo che se si fa cultura bisogna fare distinzione. Fare cultura vuol dire fare distinzioni. La catalogazione questo ha di buono come sistema convenzionale che distingue e ha anche in qualche modo si assume la responsabilità.
come dire, di prendere delle decisioni, magari dichiarandole o non dichiarandole, meglio dichiararle, però questo forse è un metodo che dobbiamo tornare a usare tutti quanti in Italia, perché altrimenti siamo in una situazione di totale distruzione della cultura e quindi tutti questi discorsi si collocano come in un paese dopo la guerra, no? In un paese dopo la guerra la prima cosa è ricostruire le cose essenziali. E quindi io insomma, vi inviterei a riflettere anche su questo. Mi rendo anche conto che questo territorio qui è un territorio più fortunato di altri, o forse siete più bravi voi, perché basta vedere che cos'è il sud del Lazio per capire. Lì il collega viene da una zona e la conosco bene, è tutto il sud del Lazio, che cosa può significare lì fare degli ecomusei, vorrei proprio capirlo, quali sono le comunità, come si individuano queste comunità, cioè c'è un caos totale, un territorio assolutamente devastato e quindi cerchiamo di mantenere un atteggiamento critico e anche autocritico che ci serve sempre tantissimo per fare la cultura. Grazie. No, ma